radioascoltatori che ogni giorno dal 1979 ci seguite sintonizzandovi sulla nostra frequenza 98 e 900 MHz, la vostra sola, unica Radio Monforte. Anche oggi vi terremo compagnia con tante curiosità, tante rubriche e tantissima buona musica italiana ed internazionale. Allora iniziamo la nostra giornata con in bocca il sapore dolce del weekend. Respiriamo per le strade di Monforte l'aria allegra del carnevale. L'Associazione Culturale Teatrale Georgios promette grandi sorprese per colorare le feste in maschera con la sua tradizionale commedia, dal titolo quest'anno Aiufami papà. La scena si svolge in una riadattata soffitta, illuminata dai tetti assolati della città sottostante. Qui sarà rappresentata una assai netta divisione in classi sociali. Da una parte nobili e benestanti borghesi che mettono a tacere la coscienza dedicandosi a qualche sprazzo di cristiana carità. Dall'altra la povera gente che ridendo della propria miseria cerca ogni giorno di reinventarsi la vita, ricorrendo a furbizie, fantasia ed espedienti vari per concedersi più sogni che denari. Comicità ed emozioni mescoleranno teatro e vita, finzione e realtà, per regalare al termine un lieto fine che lascerà tutto come prima e ciascuno, ancora una volta, proteso a rincorrere e coltivare i propri sogni. Insomma, l'appuntamento promette bene. Cosa aspettate allora? Allacciate le cinture per trascorrere con gioia il carnevale da poco iniziato. Proseguiamo adesso la nostra trasmissione radiofonica con le vostre dediche. Da Giulio, una canzone d'amore per Teresa, con l'augurio che possa trascorrere una buona giornata. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte. Teresa! Teresa, caccia o caffè? Giugi la mamma, che tardi! Nasci, ho letto ancora con Sadue. Non si cuccoi proprio stanotte. Fuggire. La mia partenza è un bisogno interiore. Mi incammino tra luoghi sperduti. Lontano, lontano, lontano. Ma giuzza bella, se ne fui io stanotte e io non so più niente. Luigi, oh Luigi, sì, che cuore mia, senti. Iole, oh Iole, Luigi, suggili, vieni qua, suggili. Urni si innannoi, urni, lontano, lontano, lontano. Iole, oh Iole. Alice, Teresa, se ne fui io. Come? Alice, ciao, se ne fui io. E che ne sai? Unde? Lontano, lontano, lontano. E io restai zitella. Non mi chiasura via. Come mi potti lasciare? Come? Buono, quanto sta facendo l'uomo? Non mi chiasura. Che da sta ora sa come si starà lì a nanno. Sa come sarai felice. Ma perché non mi l'hai a dire perché? Supporti scordare. Comunque, un matarazzo di Teresa mi pigliò. Perché non mi è duro come me. Sì, a perché da buttarmi in matarazzo? Teresa, nasci e dove spunti? Non sei fogliuta! Lontano! Lontano? Lontano? No, vicino. Ma dai, che ti faccio? Una signora Lucetta, non mi faccio prestare in auto un romanzo. Ma allora stanotte tu mi stingia? Certo, ma perché? E sta lincia?
questa è una poesia. Ti piace? La scrivi stanotte. Oscuro. No, domani mi spiegai, mi apri l'ispirazione. Mi suggì, mi feci un letto. Madonna santa poesia! Non ci bastava tua pace. In tasta casa ora mangiamo poesia. Ma che ci fa? Mi piace sognare. Chi stai la prima che scrivo? La intitolai Fuggire. Brava me nipote! È una poetessa. E io a zia per regalo ti lascio madarazzo. Ah poi, comodo e ne fui davvero un pomiglio. Ma che vuole dire? Perché me ne fui? Fuggire con lo zito. La zia. Si vuole Dio, mia figlia si marita, sa la maritare come? Perché si vuole Dio? Magari sta zita della mamma mia. Ti risulti, zia. Non perdere tempo e cerchi di non zito. Lo sta sentendo, vero? Veramente Lausionno non c'è un figliolo. E fece un'amicizia. È un bravo caruso, timido, finito, sistemato, ma sarà bello. Tombola! Ci siamo! Se tu dici che è bello, vuol dire che ti piace. Ma certo che mi piace, zia. E tu hai ci piaci? Ma che domande faccio? Tua zia si troppo bella, ci piace per forza. Sì, ci piace, va, ci piacemo tutti e due. Ma sta sentendo? Si piacciono i carusi. Stai attenta, mamma. Sì, mamma, ma Giulio è un bravo caruso. Si chiama Giulio? Un bel nome. Stai attenta. Sì, mamma. Ci sta attenta, ci sta attenta. Buongiorno! Sono svegliate queste belle signore! Matteo, capricisti, ti dissi che prima di inciasere a bussare. Il buongiorno si vede dal mattino e le belle signore, quando sono in disabili, sono ancora più deliziose. Lei, signora Agata, è come una famiglia spambante, mentre la bella signorina Iole, insuperabile, attrice melodrammatica e libera di sparge. Sin dalle prime ore del dì il suo lezzante profumo di violetta. Oh Matteo, ma che ti fumasti stamattina? Signora Agata, io non fumo, lavoro sin dalle prime ore dell'alba ed è per questo che sono venuto qui, perché devo fare un servizio per suo marito e per la famiglia. Lascialo stare, Agata! Ma mi piace sentire che sin dalle prime ore del mattino si esprime con un fraseggio così romantico e così poetico. Ah sì, io a chi vota non faccio una pacia per sta Violetta! E purtroppo sono legato. Con una moglie e 3 figli. Allora chi? Una moglie, 3 figli, un cane e una suocera a cargo. Teresa, vieni un momento nella mia stanza. Aiuta mia zia, ho bisogno del coifeur. Sì, zia, vengo. È l'uomo per me. Ero venuto per 2 motivi. Primo, ho un'interessante proposta di lavoro. Parla, di che si tratta? Un lavoro semplice e redditizio. Quanto durano? Una buona paga, un lavoro pulito. Ma a questo punto dobbiamo parlare con la persona interessata. Non c'è bisogno. Sia vagabona o convinci oggi cuccione di mio marito. O si decidi di travagliare oppure io tu farai in testa a casa. No, non è per Don Luigi. Si tratta di un lavoro femminile, per donne, guarda. E va bene, dimmi di che si tratta, che ci voglio pazienza. Certo che cacchituno prima o poi la faccia travagliare in questa famiglia. Veramente non è un lavoro per donne mature. Quanto
Dunque, Buongiorno Matteo. buongiorno Teresa. Che Carusi oggi si fanno guardare, Viva la gioventù! Vedi che come figlia ci pizzi l'occhi, una vaddali propria. La stava guardando perché il lavoro è pedicolo. Qui Teresa, Proprio, e sono sicuro che Teresa sarà adatta per questo lavoro. Ma che buona! è un lavoro onesto? Onestissimo! Stava solo a sapere Come? insomma, stava a sapere ballare. Chi vuol dire? Si tratta di fare la pubblista da una discoteca. Un lavoro pulito. E se cacchieduno solo si permette ma disturba, state tranquilla perché ci penso io, mi ci faccio da gorilla. Tu solo scimpanzé a fare. Senti, sfigliolare, non ti azzardare a fare i giusti proposti e non ti arrisicare a badare più a mia figlia, che io l'occhio ricerco. Ma signora Agata, ma io che mi mentia con una picciridda? Io che ne faccio per le donne mature, specie che sono maritati perché belli, chini e duri. Fare, vedi, va a posto. Ma io stai portando, amore! E poi che ti dà male? Ho capito, parliamo da voce vostra, non è il maschio. Come? Il maschio capofamiglia, da Luigi suo marito va. Non è che ci devo dare sto vestito. Che a fare con sto vestito? E di suo marito, voglio vedere se ci sta buono. Mio marito si cattò un vestito. E con quali soldi? 20 soldi è in affitto e poi... Non voglio sapere niente. Luigi! Oh Luigi! Matteo ti buttare il vestito. Vediamo quando è che ti sorge. Signora Calucci, bella, profumata, deliziosa e magari nervosetta. Io ancora insisto per quel lavoro da cubista. Mi si chiama buono, un lavoro pulito e io non voglio in cambio niente, nessuna percentuale. Mi accontento solamente della sua amicizia. Ti di no e non si stiri più. C'è chi ci piuttosto un travaglio a mio marito, che è meglio. Chi cerca? Non è necessario. Per il mio lavoro ci penso io. Ma io di fatto non mi stai preoccupando, perché non c'è peggio di quello che vuole. Allora, Don Luigi, caccio vestito e non così come non possia. Il noleggio è un po' caretto. Questo non è un vestito normale. Va bene. Poi ti pagherò. E credo che poi ti darò. No, a me non mi piace sta accento che possia ci mette su tavola. Ti darò, ti pagherò. Io mi avessi accontentato. Ma cara, che non c'ho prezzo. Che possia mi diceva? Cacci su nei soldi. Ma che fanno sa come è la situazione? Bricchi sti vuole. Per ora non può essere, tu lo sai. Fossi chiottato. O meglio, dopo pomeriggio. Ma sicuramente domani sarai pagato. E un suasto vecchio. C'è una speranza, ma non dare una risposta più tanto. Ma quale chiottato? Ora subito, può fare conto che stanno arrivando. Qui è che va bene? Chi è che sta immaginando? Tu stai zitta e non parlare. So io quello che faccio, va bene? Matteo, Nardi, gli è giusto vecchio. E vediamo se muovono ora. Va, lo prendo e poi. Muoviamo. Vorrei sapere perché ti sta affittando sto vestito. Perché aspetto visite. Anzi, aspettate visite. Come? Voi, la vostra famiglia. Perché? Chi sta? Non è magari la tua famiglia. Io faccio parte della grande e santa famiglia ecclesiale apostolica romana. Chi? Io non abito in questa casa. Magari a Dio che non arriva il gol dal calciatore. Va bene, vuole dire che è giunto il momento di parlare. Dunque,
è giunta l'ora che sappiate. Non è tesoro Iole, la grande attrice di compagnia amatoriale del basso livello. Di basso livello? Meno male che qualche boda valgono e a volta ida da chi li riceve da casa. Sì, vabbè, falla vendere su bocca, forza. Perché? Chi c'è adunata? Sì, comunicazione urgente e a disposizione del piano d'attacco. Va bene, ma ho capito, ma vedo io. Iole, Teresa, venite su bocca. Possibile dire queste cose che pure lui è più organizzato. I diamanti, papà. Sì, smetti di leggere, mia pupilla, che ti puoi stancare gli occhi e le pupille. Vieni, appropinquati, meco. Che c'è? Dunque, ho radunato la famiglia perché sta per accadere un evento importante, anzi direi importantissimo. Senti, spicci di questo vento, che io mi e proprio. Stiamo iniziando infatti una nuova commedia. Oh, hai parlato proprio a fagiolo! E di commedia si tratta, ma non chi perché fai tu di basso livello e di poco incasso, no, chi sta è una commedia di alto livello e di altissimo introito. Dunque, ascoltatemi attentamente. Dovete sapere che esiste un'associazione denominata Uomini Devoti e Donne Pie, patronato di assistenza e beneficenza. Lo sapevate? No! Io invece ne ero a conoscenza. Ora, l'altro giorno, questi uomini devoti e queste donne pie hanno svolto una pesca sicura. Che pescaro, sappi? Sì, baratole. Una pesca a scopo benefico per la raccolta di fondi da devolvere a una famiglia bisognosa. Ancora che sapia! Comunica la parrocchia allora! Come a chi della parrocchia, però chi era più un livello più superiore, chi era di alto bordo. Ora, la pesca è stata pescosa e hanno raccolto la somma di 20 milioni di lire. Ripeto, 20 milioni! Mizzica! Piscuccia vera! Invece di spartire la somma in tanti piccoli oppoli da devolvere a diverse famiglie, hanno deciso di concentrare tutta la somma di 20 milioni di lire per un'unica famiglia, la più bisognosa di tutti. La nostra, papà! Più bisognosa la nostra! Brava! Brava! Si vede che si mi figlia! La nostra! Ora, da persona di alto ingegno, quale sono? Che cosa ho fatto? Che cosa? Semplice! Ho preso il telefono! Come telefono? Se non avevo. Da cabina! Il telefono di una cabina telefonica! Io ho fatto una telefonata anonima, dicendo di essere a conoscenza di una famiglia molto povera e bisognosa. E ci desse l'indirizzo, via e il numero. O nostro. E ci hanno creduto? No, Allora? mi hanno passato al telefono la presidentessa, donna Assunta, che pare che è a baronessa do Barbeto, la quale ha insistito per sapere come era io. Giudicisti? Credila, ci poteva dire. Ma lei, la baronessa, insisteva. Allora, non potendone fare a meno, mi sono spacciato per un prelato. Un pelato! Sì, un pomodoro sta ammazzando. Prelato, un parrino, va, però un parrino più grosso, un monsignore. Ci dissi che ero di origine siciliana, dato che quando parlo si capisce, ma forestiero, e trasferito recentemente in Sicilia e perciò non conosciuto, perché sono sicuro che questi, essendo uomini devoti e donne pie, che
conoscono tutti i padrini, Monica e Monsignore siciliani. Ci dissi che sono stato inviato dall'alto, in incognito, per ispezionare, conoscere e constatare la vera povertà e miseria che si coglie in Sicilia. La baronessa presidentessa s'ammoccò e ha accolto la mia segnalazione. Che ve ne pare? Saremo staiuno, ma a mangiare una insalatera china di macaroni con sugo. Io, cannelloni ripieni e conigli a forno, con contorno di buffetti impanati e fritti. Macaroni. Coniglio. Chiedo. Puppetti. Teresa, ma settiti. Settiti. Respira. Vai, respiri lunghi. No, non ci pensare, su. Pensa agli affamati. Pensa al terzo mondo. Ti senti meglio, eh? Vedi come ti ripeti? C'è un quanto ti vai a detto di non nominare queste cose? La piccinita è suscettibile, è impressione. La piccinita non è suscettibile, la piccinita è morte e fame. E quanto prima si mangerà? Non tutta una volta però perché devo fare male. Lui non siamo abituati A mangiare. a ingozzarci una cosa alla volta. Pasta, cannelloni, a poco. Che decisti, papà? Oh no, non mi dici, tu non hai sentito. Ho sentito invece. Pasta, cannelloni. No, la sentisti. Io dissi, basta, non basta. Cartelloni, basta cartelloni. C'è un paese pieno di cartelloni per dare basta. Signora Lucetta, che già ti faccio? Permesso. Teresa, gioia. Per Giovanna è un romanzo molto bello. Un romanzo è bello, un modo sì più bella. Questa è tutta buona. Signora Lucetta. Allora, chi sta qua? È tua mamma? Scusi, signora Agata. Prego! Devi, legittillo tutto e t'arrichi. Grazie, signora Lucetta, ora con lei. Sì, brava. Leggi di sto libro a così allontani tutti sti cattivi pensieri. Il titolo è Il pranzo è servito. Pasta, cannelloni. E come che sto? Si chiama la Malanese. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Si comincia a mangiare dal primo capitolo. Buongiorno. Si tratta di piatti prelibati. Agnelli arrosto, conigli alla cacciatora, anatra all'arancia, salsiccia a forno, bistecca alla brace. Ma come che sta fricchiu cazzo? Signora Lucetta, ma a scuola, scusate, non la vedi un libro col titolo Fame passata? Che dici? A cassata? Sì! Alla 1900! Cassata siciliana, cannoli caricotta, biglietti, tiramisù! Chiudiamo stavolta e ritorniamo alla realtà. Che stavo dicendo? Devi mettere un filo. La baronessa presidentessa mi ha assicurato che oggi stesso, prima di mezzogiorno, sarebbe venuta lei stessa qua per conoscere la famiglia
il constatare lo stato di estremo bisogno. Perciò prepariamo a scena e facciamo la picata di altro. Non c'è bisogno. Caiccia c'è più da vera la miseria. Basta guardare attorno. E invece non basta. Ci vuole più povertà. Dobbiamo intenerire, commuovere, insomma, ma fare veramente pietà. Noi ci facciamo. Schifo, lo so. Ma dobbiamo esagerare ancora. Muoviamoli, potete fare tutto quest'anno arrivando. Intanto muoviamo tutti questi qua dentro mura, perché deve essere una casa spoglia. Più spoglia di com'è. La credenza d'avevi visti perché dicisti che era antica. Era di mia nonna, era un po' per l'altro pagliato. E restiamo solo con tavolo e quattro seggi. Bravo, vedi? Oh, cacchi seggia lo amo. Ne bastano due. Lasciate che di più spunnati. Sono tutti spuntati. Lasciate che di più scianchellati. Vedi che sono tutti scianchellati. Lasciate di due. Bravo. Prendiamo un muro così, giriamo. Lo mettiamo a muro. Ci avessimo a fare capire chi ne taglia la luce. Questioni di onore. Vediamo che ne affisce. Ma contrastare sempre. Oh! Meno male, non stavo dimenticando. Andiamo a mucciare radio e televisione. Papà, la radio non la legno. E la televisione non la sta fissare. Io sto usando, Donnie. La radio della signora Lucetta. Oh, ma questo è forte. E chi ora, spattate ora, ma divento magari frutta. Dici che se mentre fatti si concentra bene. Ah, certo. Questi equilibri che pezzole l'occhi e agarrate giù un topolini. Volevano, va. Sì, vabbè, ma io a reggere per tutta questa confusione. Non è possibile. Signora Lucchetta! Oh, signora Lucchetta! Mucalavo uomo da radio! Come? Mi vuoi dire un rosario una caravone? A radio! Vuole il rosario! E hai un rosario per mani? No, non mi sentiate mucalavo uomo! Che a mia moglie ce l'ho alla testa! Sapete, ci sta prendendo la depressione! Ma non è io soffro di pressioni. Usare in testa ci manca! Allora, il mucalavo uomo! Vabbè, ora bucaro. Scusate. Ah, e magari che stai fatta? Oh schifo! Io ho buona stai. Mi ha fatto sì, papà! Non solo che ti aiuto a entrare nella parte, speriamo piuttosto che castelletticista non ci vieni a venire idea me ne porta oggi alla televisione. Prima una volta non vorrei essere ripagati. Vabbè, allora non ne porta subito. Allora, guarda, andate figli di panna, e pesce armati i capiti, e prelevati i bracciali, collani, anetti, richiede loro, denti? Come non denti? Poi io vai e mi procuro sto vestito di prelato, vedevo visto che avevo trovato. Ma tu abiti in questa casa? Ma quanto di papà? A sta carusa il digiuno ti sta sentendo. Io, un monsignore, abito in una casa vecchia comarchista. E allora? Io, vestito da monsignore, mi faccio trovare nelle vicinanze, in modo che quando ero una baronessa di Piscaturi, li accompagno e li faccio saseri in questa casa da visitare. Ma avere una bene nel cast vicinari? Ma credila che sì! I pescatori da pesca sicura! Chi ti vanno a scegliere la famiglia bisognosa che ci sono nei soldi? Forza, muoviamone, non mi facete mettere altro tempo, da casa! Hai l'impressione che questi non portano né pesci e manco soldi. Sì, e tu sei sempre pessimista. Sempre lamentosa e tragediosa, sì. È vero. Io ho un temperamento drammatico. Assomiglio alla Duse. Questa Duse? Eleonora Duse. La grande attrice drammatica.
sta cavalleria rusticana. Non lo so io. Turittu! A te la mala Pasqua! Ma poi è mamma, sta recitando, è Sant'Orsa. E chi cancella? Io, come ci penso, mi si intrizzano le carni. Eleonora lavorava divinamente. E ora ce la chiamo Riaci, forza spicciamoli. Facevo come disse Luigi. Tu dammi una mano a spostare sto tavolo e tu Teresa leva sti guanti. Forza, dai! Sono due cose distinte e separate. Uno cioè è una banca e l'altro cioè è E perché li buttasti in casa? Che cosa ne venimo a fare noi? siamo i femminenti. Ci sei buono a Don Luigi, io mi dissi ci procuravo. Ma per fare che cosa? Voi chiamateci domandate, tanto se c'è tu e me ne vai. Luigi! Oh Luigi! Come ti chiami? Tutti morti di Ti dissi, hai fatto papà, non dirmi solo quando tu domandi a Don Luigi, lo capisci? Solo quando tu decidi. Carissimo Don Luigi, eccomi servito. Caccio un nonno e caccio un figlio. Ma che sta facendo? Questo non è un parrino, è più finta. Già ti dimenticasti che stiamo a fare una commedia. Lascia. Vuole dire che il portamento da prelato ce l'ho. Buono di parasti, signor Pelato! Sei richiudiato! Ci assomiglia alla Sant'Anima della Ciprete di Marzo. E tu se ti cresci come si parla, se ti crescerivano i baffichietti, sarebbe la fotocopia di sua sorella, Se non sapevi che cosa devi fare con sto Maruso e con sto vecchio. Ma di voi è il nonno sto nonno? Chi pare un nonno di nonno! Ora vi state zitte tutte e tre. Sono cose che non potete capire. Vuole dire che sia il nonno che il ragazzo né giovano, va bene? Guarda, fosse meglio che vi andate a panna e mi lasciate il campo libero. Forza, smammamo e lasciatemi lavorare. Andate a dare una aggiustata e voglio dire, una sciamata. Per sembrare ancora più miserabile. Via, forza. Allora, questo sarebbe il ragazzo. Bene.
giusta, l'età è giusta. Di essere l'orto è l'orto. Magari tutto scegato. È vistuto e cercato apposta. Il ragazzo è un attore. Ah, bene, bene. È capace di dire che dovete dire? Certamente. L'ho ammaessato strada facendo. Il ragazzo è intelligente e afferrato su. Avanti. Facci sentire a Don Luigi come ti disse di te. Facci sentire la frase. Ma chi è muto? E perché non parla? Oh! Ma essere sei! Dicesti che per parlare non è a dire io. Non ci raccomandai altro. I due a parlare solo quando così ci fa così. Ah, fai questo buono, bravo. Te lo segnalo. Ah, sì, ecco il segnale. Quando metto il dito mignolo nell'orecchio. Oppure quando mi tocca il loco. Non ci fa niente. Allora. E onde? Un minuto. Ma dimelo! Il copo! Che possiamo a toccare? Il loppo! Un pinnolone da ricchi, questo si chiama loppo! Loppo dell'orecchio! Caruso non è all'altezza! Ma possiamo scusare? Ma invece di parlare spunti un uno, un poco, perché non dice ricchi? Oh, vabbè, per favore, non ne mettiamo qua queste questioni, va bene. Quando mi tocca ricchi, ah così. Ai fame, mamma! Anche il tono è giusto, eh? Oh, perciò ricordati, tu starai tutto il tempo muto. E solo quando io mi tocco o mi scappo i varecchi, tu parli e dici io non fame, mamma! Lamentoso però, eh? Quanto che lamentoso può essere? Va bene, mezza parola mi basta per capire. E forse è meglio che prima sbadigli. Sì, sbadigli prima di parlare. Va bene, sbadiglio. Anzi no, o sbadiglio fai dopo. No. No, meglio prima. Sì, lo sbadiglio fai prima. Allora capisci? Un sbadiglio la fai prima. Oppure pensi che parli? No, anzi no, guarda che fai, fallo un poco prima e un poco dopo. Però no, forse è meglio tutto dopo. Fallo dopo. No, meglio prima. Ma dove stanno? A casa! Io sogno una persona seria! Io sogno un professionista! Hai un recitato di vecchi compagni siciliani! Ah sì? Allora conosce mio cugnaiolo. E qui è chi sta? Che è la vicina? Già, vera, chi ti recita che compagni di basso livello? Vi dissi che io non ce la faccio a travagliare di questa maniera! Sì, no, sì, ma a che gioco stiamo giocando? Don Luigi, Caruso, io ho ragione. Tu sbadiglio, lava a fare. Sì o no? E di che stiamo parlando? Erano 50 dollari, là a fare. E lo faccio quando viene di farlo! Oh! A mia mano di dare solo il segnale! Al resto ci penso io, fidate. Va bene, poi sbadiglio te lascio libero, pensaci. Oh, vediamo quando potremo uscire. Don Luigi, vedete che sto Caruso? È intelligente. Ma Matteo, quando vado a parlare? Ti dissi che non vado a spese, non ti preoccupare. Allora, vediamo sto vecchio. Perché mastica sempre? Non ci facete caso. Allora, che ve ne pare? Un bel soggetto, vero? Ma, veramente? O Don Luigi, non potete suonare di meglio. Buono io. Vi presento Don Filippo Pappalardo, 90 e passani, nonno di prima generazione, reduce a O.I. E che vuole? Come? AOI, Africa, orientale, italiana. Ex combattente, ex valoroso, ex milite fascista, ex monarchico, soldato del re. Sempre ex. Oramai era nudo e poi arteriosclerotico, un rimolino completamente ribammenuto e subito come una campana. Cianciolino e masticatore eccellente, anche intonato e canterino. Tutte queste cose. Certo, e poliedrico, e osservare per credere. Per ora è in fase masticatoria. E chi è che mastica? Mastica una banana. Chi sta? Ben
Dici ste cantarino, vero? Non sta, Angelo, del tempo che fu. E fa sempre così. Ogni tanto scudore. Però basta bucciare una banana. Già zicca in ta bocca e tu appulisci di cantare. Beviaggi! Pubito! Ogni chiedo che non mi piace, veramente, chiedo che non mi piace questo cappello. Non si può toccare. Perché? Cianci. Provare per credere. Mimmo, levici un cappello. Ossia, ma non è una banana. I banane sono buon nonno. Forza, levici due cappelli. Avete visto? Mimmo, rimettici un cappello. A banana. Un cappello. A banana. A banana in punta testa. Forza, levi il tuo cappello. Obbedisco. Ossia, ma rubi. Vuole dire ma mangio tu pure. Avanti, cuore, che non succede un niente. Ma Ciacci, magari una banana a bocca. Non canta, ma ciacci. E senza banana, cianci e canta. Perciò, se mastica, non canta, precisamente. E se canta, non mastica. Certo, naturale. Però cianci, sia quando mastica che quando canta. Esatto. E mia madre ci voleva il prezzo delle funzioni. Va bene. Quanto costa sto noleggio? Allora, il nonno me l'ha affittato piccino come la vede lui. Un caroso che serve. Minchioni! Tutto di vero, non ti vuole volte. Ci sono le banane, c'è il trasporto, c'è l'IVA. Anche io mi fa la fattura. Oh! E allora? Però ci sono le spese. Va bene, senti qua, e poi se ne parla. E tanto vedevo per quante ore mi gioco e poi ne parliamo. Allora, se si tratta di molte ore, ci sarà uno sconto. Facci di tutto che arrivano i salti di fine stagione. Allora, qua ci sono i banani. E vi dissi che se il noleggio si prolunga e vi letto i banani, ci avete a pensare voi per cattate l'ausi. Sì. Vabbè. Ottimo, ragazzo. Ma non ti preoccupare che là è tutta console. Si può entrare? Oppure volevo stare intuppati in capanna? Sì, già siete. Bravo. Avete fatto un buon cambiamento di look. Papà, io non ci vai niente nel mio letto. Ma tu non c'è bisogno, perché magari che ti impoverisci sei sempre un dolce e delicato fiorellino di primavera. Allora, Don Luigi, io vi consegno e mi pare che vi fici. Sì, prende pure la magari. Buongiorno a tutti. Don Matteo. Che c'è ora? Io fame. Oh! Dai un momento! Che ti dico segnale io? Sto Caruso non mi piace. Vuole fare tutto di testa sola. Faccia essere brutto e magari presuntuoso. Non mi sta piacendo. Sei bello tu. Io aspetto. Vedi che non stavo recitando. Io ho fame per davvero. Sto Caruso pare che sia di famiglia. Pazienza per me. Però si lavora e non si mangia. Dopo ti prometto che ti canto una bella brioche. Io voglio un arancino. Ma che fame che hai? La sapevo quanto te ne mangi da arancini. Non fosse meglio una bella brioche congelata. Senti qua, veniamo qua. Sta pasta fai buona, l'arancino lo catto io, va bene? Oh, avete visto? Cioè, sta qui che ti offre l'arancino. Non si potesse avere in anticipo. Ma dare una banana. Dopo il lavoro. E per il mio che non credevano la mia. Don Luigi! Ma allora non capisco niente! I banani sono un nonno! No, vabbè, ma era solo un assaggino, non era l'altro caso!
Cirimbo. Donne di buona fede, senza scoraggiamento che andrà tutto bene. Tu giudasti. E mi piace che ti mangiamo. Ma dissi che via da ieri mattina che non mangiavo. Che ci vale di essere a un ristorante? Oh, ma statelo mangiare! Si vuole tenere nei tuoi ristoranti, ne andiamo. Se tu rinesci, se nunca oggi restiamo a diurno. Quanto si tratta di usa, riuscirà. Teresa, tu ti devi allontanare di questa casa. Non hai un aspetto misero e meschino come a ste due frazzati che ci vede naturali. Tu hai un comportamento signorile, elegante, fine, oltre ad avere un cuore nobile e generoso. Di chi scusi, di chi sei sicuramente figlia me. Ma guarda che fa, tu ti trovi qua a passeare e ti pigli una ricca d'aria fresca. Bene, papà. Allora, quando eravamo arrivati, Giove, vanta la cucina e chiuda la pompa alla tua casa. Stacchici magari la bottiglia, così ti facciamo capire che in questa casa non solo non c'è mangiare, ma manco si può cucinare. Allora metto fuori, come se fossi vacanti. E vacanti. Il cucinare hai girato scibotto. La mettili proprio fuori perché stavolta sapotto. Allora, anziché c'ho bagno. E te la volevo tu! Bene, caro. Senti che accanto. Oh, così. Al centro, vicino a Idro e a sinistra ad un altro. Così. Magnifico. Allora, ora facciamo una prova. Attenzione! Mi sto toccando l'orecchio! Aiutami, mamma! Quale mamma? E a dire papà! E aiutami, papà! E un'e? Papà! Non c'è! Ma tu a dire sempre aiutami, papà! Aida! Sì, aiuta! Avanti, sbaligli e poi dici aiutami! Papà! Proprio, papà! Oh! Ma che sta facendo? Ma che me lo devi pigliare, bucolo? Non ci posso dire papà se è femmina! Che sono un cretino! E avevi ragione. Ma perché mi va a dire papà quando mi corri a dire mamma? Ma perché chi è, figlio dopo? No! A mia, mi piace, mi dici papà! Ma ancora questo desiderio di un figlio maschio? Senti qua, figlio tu bello. Se ti vuoi guadagnare sti soldi all'arancino, a dire come dice mio marito. Magari che non mi vadi, che ti gusta a tia? Senza lavato! Senza batalla! Vediamo se potremo chiudere stavolta. Oh! Ci vorrei opletti. Guarda che fa, mi chiedi il rotoletto di Teresa. Tutto fatto. A bombola, eravamo avanti, vita vera. Halt! Femmine, non andare oltre. Che succede ora? Sentiti, tu a Gitta non ci vuoi stare. Perché? Hai le gambe paralizzate e hai magari l'asma. Ma io ora mi sento. Non si può travagliare in questa casa, non c'è niente Ma fare. è più finta, Iolo. Perciò, essendo molto malata, ti lamenti in continuazione per il dolore acuto e martellante agli arti inferiori. Allo stesso tempo, respiri con un lungo affanno. Ma ogni sera, ma bella sale! Ospita le mie emozioni! Ma scusa. Sti malati. Perché non ce l'ha segnato ieri? Tu sei l'attrice della famiglia. Ecco, tesoro se ne starà qui seduta, che piange e si dispera. Muoviamoci, non perdiamo tempo, deve sembrare tutto vero. Io lei, non perdiamo tempo, forza, siediti e copriti le gambe.
Dai, forza! Oh, ah! Oh. Lamentati e fatti venire l'asma! Forza! E appena già sono attaccato a studiare. Quanto più naturali è possibile. Mi raccomando. Io vado che ne devo aspettare fuori. Oh, mi raccomando, appena già sono attaccati, ok? Tu però bussa prima di inciasi, eh? Sì, non si bisogna un tempo per prepararci. Del palcoscenico, ma anche a casa e a soggetto. Non ti dare tante arie, perché stai recitando magari io. Tu da dilettante, mentre io da professionista. E poi stasera inizieremo una nuova commedia, quella di Romeo e Giulietta. E che duchetti durano, si salvi una prova, niente ci fa. No! Ci devo andare. Stasera daranno le parti e quasi sicuramente io sarò Giulietta. Oh, Romeo! Romeo! Che sei tu? Romeo? No, veramente io sono un mimmo. Rinnega tuo padre. Rinunzia al tuo nome. Oh, Romeo! Mimmo! Stai recitando già, ma di Romeo e di Giulietta. Non sarebbe meglio che recitiamo come disse Luigi? Sali sul mio balcone, oh Romeo! Sono qui che ti aspetto. Scendi invece! Attendi, oh Romeo. Meglio. Ti butto giù le mie trecce. Scusi, ci fosse per caso una parte più mia? No, su tutti i personaggi adulti. Ma sempre un caruso si può ziccare. No, te stai muto. Oh Romeo, appizzati alle mie trecce e chiana. Appezzamoli meglio 20 milioni, scusa mia! Scemo! Che sono seri! Avanti! Messo! Avanti! Buongiorno. Sia lodato il Signore! Cara signora dolente, mi sono permesso di portare in questa vostra misera casa delle sante e pie persone
Baronessa, cavaliere, questa famiglia, quella più povera della città, merita di essere aiutata. Vedo, è angosciante. Sì. Signora, ma perché soffre la poveretta? Che male ha? Poveretta. Asma bronchiale, enfisema, ma quel che è peggio è che non può camminare. Un male incurabile. Soffre, ma per sua fortuna ancora per poco. Sono pronto a darle l'estrema unzione. No, è che il ragazzo è lì con l'arancino. Ma stasera ci sto accanto, Figlioni, vero cavaliere, figlioni. Figliolo, tieni, vai a comprarmi l'arancino. E ho avuto questi soldi! E canto magari un bello vedore! Mi dicono che è stato colpito da una pallottola in fronte. E su quale fronte? Su quella sua. Proprio qua. Un topaticino. Su quale fronte di guerra? Ah! Mi scusi, sa cavaliere, non avevo capito. Io, essendo un prelato, non ho fatto il militare. Cavaliere, non vede che porta il casco coloniale e canta faccetta nera. Certamente sul fronte africano. Se ha combattuto ed è invalido, usufruirà della pensione. No! Nessuna pensione! Vero signora? Signora, il vecchio non gode di nessuna pensione. Come mai sei stato in guerra? Non ha combattuto. Si è disperso nel deserto africano e non ha potuto combattere. E per tutto il periodo della guerra è rimasto prigioniero degli Zulu che lo avevano catturato, ma non come prigioniero di guerra, come prigioniero civile. È stato preso in ostaggio da quei selvaggi. Gli Zulu? Che sudo! Proprio, così mi dicono. Cammina nel deserto, senza bussola. Non sapete da lei, cavaliere? Sì, certo. Vede. Poi lì ha conosciuto una piccola piscina e se ne è innamorato. E per questo canta. Sono i ricordi belli. Però il capo tribù, suo rivale, lo ha scoperto sul pagliericcio con la piccola piscina e lo hanno torturato
ci paro tutti i denti. Per questo Mastica non si rassegna. È la nostalgia. Della bella piscina? No, i denti. Gli aveva una bella dentatura, eh? Poi lo hanno anche mutilato. Poveretto! E dove lo hanno mutilato? Beh, non so, ma sa cavaliere, noi siciliani siamo focosi, il capo tribù era geloso e lo hanno evitato. Ah, cavaliere, lei mi sta chiedendo troppo ora. Io non so di queste cose, va bene? Sono un prelato e se lei è proprio curioso, noi glielo possiamo chiedere alla figlia. Che c'è di male? Buona donna, il nonno è stato evitato. No, non è evitato in caseggia, ogni tanto si sugge. Evitato, signora, evitato. Ciò non interessa. Quel che si vuole sapere invece è se ci sono delle entrate finanziarie. Ah no, nessuna! Perché l'esercito lo ha dichiarato disertore e non gli hanno accordato la pensione. Cosa si nasconde qui dentro? Cavaliere, niente, cosa vuole che si nascondesse, cavaliere? Questa è gente onesta. Lì dentro c'è l'appartamento del nonno, la sua dimora notturna. Monsignore, vorrei conoscere tutta la casa, vedere l'ambiente dove si muove la famiglia. Baronessa, e che muove, baronessa? Non ci si può muovere. Sono piccole stanze, si può dire tuguri. Vivono tutti ammassati. Vanno a campagna con un auto. Sbattono tra loro. E perché? E perché sono deboli, non si reggono in piedi. Ma avranno una cucina. Certo che hanno una cucina, o meglio, come si dice qua in Sicilia, hanno un focolare. Non hanno gas, ma non è necessario perché cucinano raramente, molto raramente. Quindi C'è un marito? c'è e non c'è. E non vive mai in casa, ma nelle betole. Già se ne esce da Napoli a Nauta. È dedito a bere. Un alcolizzato, un ubriacone. Baronessa, io da più di un mese che è assente. Un marito che non vuole lavorare. Un fannullone. Vero signora? E vediamo le altre stanze allora. Sì, vediamole. Faccio strada io. Venite, andiamo di là. Venite. Venga, cavaliere. Mi pare che sta farsa si sta facendo troppo lunga. Andiamo in andare provi. Ma le mani si stanno muccando, no? Sì, ma Luigi è troppo esagerato. A guerra d'Africa è giù. Non è che esagerati, no, meglio. E ora pure, a uscire piscinare. Senti. Avanti. Ho sentito bene. Avete detto avanti. Che cosa vuoi? Niente, signora. Sono venuto a vedere una Cioè, lo sai, chiami la lava. Ci affittai a cuocere. E io però mi devo allontanare perché ho un sacco di cose da fare. Lasci la gioca, Badino. Ha visto, cavaliere, piccole stanze. Sentili. No, sì, hai ragione. Un'assunta. Avete visto? C'è un altro membro della famiglia. Chi è questo signore? È il marito per caso? No! O meglio, sì. No. Ho detto no, che non è il marito per caso, ma è un marito per davvero. Giovanotto, finalmente vi siete deciso a ritornare nella vostra casa. Qui, in questa dimora, nella vostra casa. La mia casa?
Perché non è la vostra casa questa? Non la riconoscete? O forse siete come sempre annebbiato dai fumi dell'alcol e non riconoscete più vostra moglie? Questa? Vostra cognata? Che è paralitica e moribonda? E vostro suocero? Questo sarebbe il marito. Perché non ci piace? Purtroppo qui stavevo. Quell'ubriacone cretino che si vede la casa in te momenti più sbagliati. Perché non rimanevate nella bettola? Quale bettola? Il luogo che siete solito frequentare, perché siete venuto? Ma no, veramente, quindi per la Saragliata. Ah, bene, bravo! Finalmente vi siete deciso a lasciare questa casa. No, andiamo. Meglio così! Andate via per sempre! E lasciate in pace vostra moglie, questa povera martire! Monsignore, io direi di non farla allontanare. Una volta che è tornato, bisogna fare in modo di mantenere unita la famiglia. Sì, che resti. Dove? In casa, accanto alla moglie. Bisogna convincerlo. Buon uomo, portatevi vicino a vostra moglie, rimanetele accanto, datele un po' di conforto. Sì. Io sono del parere che è tutto inutile. Meglio invece che costui, il marito, lasci immediatamente questa casa. Noi abbiamo tante cose da fare. Baronessa, bisogna stabilire se ci sono le condizioni per assegnare l'obolo. E a me sembra che ci siano. Ma poveretta, su vi aspettate, non vi piange il cuore. Avvicinatevi a lei e abbracciatela. Signore, ti faccio l'abbraccio. Baronessa, ma fare queste cose davanti a me, un uomo di chiesa, un prelato, non sta bene. Oh signore, ma è solamente un abbraccio. Tra marito e moglie. Sì, ma intanto si doprono. Poi dall'abbraccio può nascere qualche altra cosa e io non permetto. Ma monsignore, è la Chiesa che vuole l'unione familiare. Anche quella fisica coniugale. No, qui stiamo oltrepassando il limite. Nell'enciclica papale De Mulieribus Amantis si fa riferimento proprio all'unione degli sposi. Certo, io lo so come vanno queste cose. Non lo fa per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio. Oggi, questa è una cattiva interpretazione dell'enciclica. Bisogna cogliere in senso spirituale le parole di Sua Santità, solo spirituale. Che invece volete fare in senso materiale di appozzamento fisico. Moglie mia! Bravo! Accogliete vostra moglie tra le vostre robuste braccia e suggellate il proponimento di rimanere accanto tutti i giorni, sempre. Sì. La mia che tu sei in cappa. Oh signore, Io vorrei suggellare. Ma che succede, signora? Anche voi, signora, accoglietelo. Signora. Accogliamoci l'automobile. Prendetelo signora, presto, prendetelo! Sediamolo! Buon uomo! Non vedete che il vostro vecchio padre scalpita e si scioglie in lacrime? Non fatelo picciare e portatelo fuori! Forza! Fategli fare un giro per le vie del paese e copritelo col cappello! Cavaliere,
dobbiamo prendere una decisione? Mi sembra evidente. In tutto il paese non c'è una famiglia più meritevole di questa. Assegniamolo. Don Espanso, intesti l'assegno. Baronessa, non è meglio far decidere alla collegialità. Facciamo una riunione col patronato, così io presento la mia relazione. Non è necessario. Io posso decidere. Ne ho facoltà. Ma Lei senza ma! È la presidentessa che decide, lei qui. io sono il cassiere. E allora dici sotto. In testi l'assegno come ha deciso la presidentessa. Sì, certo, il vice commendatore Ciancio dice che lui conosce una famiglia e pertanto ci teneva. Cavaliere, ma che facciamo adesso? Accettiamo pure le raccomandazioni. Ma mi meraviglio di lei, scrivissi sta assegno. Il commendatore Ciancio? E voi Cianci? Noi già abbiamo deciso. Ma scusi, lei monsignore non fa parte del patronato e non può decidere. Don Espanso, intesti l'assegno. Quando poi il commendatore Ciancio sarà fatto presidente, cosa che mi sembra improbabile, allora sarà lui a decidere. Per il momento decido io. Scriva! Brava, così bisogna fare. Tutto con trasparenza. Venga cavaliere, si appoggia al tavolo, venga. Ora ci piglio magari una sedia. Ecco qua. Allora, si accomodi cavaliere. Ecco. No, cavaliere, no, non si distraga. È la televisione di qualche vicino sciapico che aspira a diventare su tu. Ma è magnifico! Guardati lassù! Qualcuno ci vede! Ogni volta che facciamo la beneficenza! Ma signore! La sente questa musica? È forma, spontanea e all'improvviso! È un dono per la nostra esultanza! Noi del patronato sentiamo il bisogno di gioire esprimendo con la danza la nostra felicità. Don Espanso, venga, piangi, facciamo un giro. Fermi! Ma come finiva a valzer? Signori miei, la chiesa non approva il ballo. Mi meraviglio di lei, cavaliere. Invece di fare la donzella, si ricordi qual è il suo compito. Quale? Quello di cassiere di un patronato di beneficenza e non della damigella. Deve ancora compilare l'assegno. L'assegno è già compilato, basta solo intestarlo. E lo intesti allora? Sì, lo intesti. Oh, scriva alla signora Agata Rivale. Rinale? Sì, va sulla notte. Rivale! Ho capito. Lo intesto alla signora e lo do al marito. Lo dia a me. A me. Voglio dire, lo dia a me. Non al marito che è fuori, ma a me che sono dentro. E glielo posso dare io nelle mani della signora. No, alla signora posso darglielo io stesso. Perché questo è un inutile passaggio. Io sono il cassiere e aspetta a me consegnarlo. Anche perché le devo dire una cosa in privato alla signora. Tante moto. Io ho un cassiere lento, troppo lento. Cavaliere, non devo scrivere sta assegno, sì o no? Don Espanso, io te l'assegno. Voglio consegnarlo io. Sono la presidentessa. Ecco, buona donna, con la speranza che questo piccolo gesto possa portare serenità in questa casa. Pizzica!
Certo, figliola. Ma chi sorrisi non passa, mami. Ciao, avete nomi degli anni questo fucchicino di carta? Italiani, combattenti di terra, di mare e dell'aria, l'ora segnata dal destino batte nei cieli della nostra patria. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già rassoda i cuori e li infiamma dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere e vinceremo! A noi! Ne diventiamo nonno! Nonno! Ma perché Cianciti? Che vi succedeva? Ora come facevo? Io non so, dovrei cominciare prima. Forza, io accompagniamolo di questo santo bagno, prima mi sapete in cordo. Ma non lo sai solo. Io, tannolona, sturi benvenuto, non ci ingaggio. Cammina, ti dissi, e non ti bagnare prima di piovere. Forza! Alleggiate. Ma non che c'è. Non mi passi di sentire confusione. Forse è meglio se mi ignorai ora che non c'è nulla. E ora mi sta in anno, signorina. Anno di mezzi. Piuttosto, che dice un anno? Accompagniamo al bagno e ora lo zio va a cuccare in tuo letto. Io non capisco perché sto vecchio non l'ha visto fare coccare in tuo piano sopra. Ma lo vedi com'è combinato? Come in chianale scale. E io allora stanotte non mi cucco. Con tua zia. Tutto a posto. Un anno mesi sopra il letto. Pare un cadavere. Chiamino alle prove. Tante belle cose. Sì, andiamo. Comenzo, Gennari, sempre io. Intanto papà ancora non si è ricordato. Mamma, se ti domando una cosa, tu non ho permesso. Permesso? Che permesso vuoi? Hai un esci, hai un appuntamento con Giulio. Quando mai tu hai nasciuto sulla di sera? Aspetta almeno mi sta ricogliendo pace. Non avevi sta riraddare. Sono sicura che Donnello stavolta giù scancia la segna. Si fa tardi e Giulio se ne va se non mi vede trovare. Se sto Giulio ti vuole bene, aspetta, di dopo si vede. Sì, ma io non voglio fare aspettare. E sta parendo invece a mia, che sei tu che non ci fa aspettare. E va bene, va dimmi. Grazie mamma, ti voglio bene. Oh, tempo qui. Sì, non vuole mangiare. Già non ha fame. Ma come non ha fame? Se stamattina fa tanta fame, no? E ti mettiamo gli esperimenti. E lasci andare, poi mangi.
poi se la svuotavo questa pantera. Non c'è bisogno, la posso tenere. Non ti scantare che ti vuoi puffare l'arancino, dopo ci sono, posa! Ma non ci va sto Caruso. Non la via trovare, davanti alla rosticceria del Donnello, che si vuoi io, ciao! Allora, tu scanciaro sta segno. No, ma appena vinto, mi fece una credenza! Domani vai a banca, gli pagherò, vedi qua, guarda che cattare, guarda! Canni, letto, il cedato e i costi di maiale. E poi vi chiai, vediamo, giustelle, caciocavallo, prosciutto cotto e crudo. I mozzarelli c'era l'offerta, perché calpanino, sotteletti e cazzo, parmigiano e un pecorino. Intanto stasera li mangiamo a focaccia. Guarda quanto mi cattare, guarda. Non volevo scicare i facci. Oh Mimmo, e lascia le stanze poi l'arancino, guarda mi mangiare la pizza. No, io prima voglio l'arancino. Ah, ho capito, prima ne facciamo l'antipasto. Vedi però che questi non sono di chi di mignon. Usaccio, i vittime in Donnello in un moleato. A mia chi di mignon, mi parlano pindoli. L'arancino deve essere arancino, e duiauto e cubizzo. Oh, aspetta, poi non ci può pagare. E quando mai? Oh, ma mi hai dimenticato. Cattai magari sono belle puzzate colonne, le banane, lo facciamo domani. Appena si spiglia lo imbocchiamo. Di quanto tu vuoi tenere ancora? Chi dicisti? Dico, un nonno, quando è che ci donne? Oh, ma la sai una cosa? Non ti sento buona. Mi combinavo con la signora Lucetta. Forse sarà il digiuno. Ieri non sento fare. Mamma! Chi dicisti? Che hai fame? No, come? Fame, mamma! Te, sono tutte donne. Tutti! E non ne vai e mi mangi a casa! A rotazione continua! No, aspetta però, aspetta. Non ho tentare una volta. Che poi si ci sto e non cago. Ma quale specie? A me l'arancino mi fa digerire! Ah, ho capito. Meglio la cisosolina. Che fa uno? A Camora donna. Ma non si danno più Caruso. Ah, a casa. E l'arancini ci dese tutti. Mi disse c'è un po' di papà. Guardate come parliamo. Parliamo di cose serie. Tesoro. E non c'è. Teresa scompariva. Restammo tutti e due. Che facciamo? Mangiamo? Tu non hai fame. Veramente non tanto. Ormai mi sono abituato al digiuno. Mi sono assuefatto. La mia vita è tutta questione di allenamento. Pannella per esempio, chi è super allenato? E quanto parli, quanto? Vabbè, tu parole stavi dicendo. Mangiamo un morso di pizza, va? Almeno mi recuperiamo una picca di forza. Ai. Vedi che bella. Ancora oggi si calda. Ti toccare. E che senti? Vogliamo? Luigi, io sogno Matteo. Vogliamo già parlare. Ciao, si chiama? Buon appetito. Grazie, no. Si mangia? Facciamo uno spuntino. Guarda, la focaccia del Donnello, visto, vero? Penso che lo so io. Dove sì? Non so, hai tanta bocca.
non mi parlare. Non mi sai fare Vada, vada, la scocca. ehi, e che è una cosa te? Angioia. E ci facevi il bacio per tutta l'idea su? Come già detto, non ti preoccupare. Pure un cappone ne mangiamo. Si mi fa male. Va bene, va? Va bene. La veglia, sta facendo, la veglia. Va bene, non tu meriti, ma lo dico. Se puoi favorire sette, ti mangia, ti Favorisco. Vieni, mangi di caffè e poi ti rivolto nonno. Ma vero? Io perché stavo venuto? Ma non è come ti sto, ma così i video a sto vecchio insieme ai soldi dell'affitto. E caso da fare. A tu l'opere, un fitto fino a domani. All'alba vedi e tu vedi. Non vado a spesa. Dormite. Guarda, Mario. Posto che è bellissimo. Se sai che picca. E ci vado anche a slide. Potete cominciare, la buona. Se finisse di insultare, se ne può andare. Ma io stavo scherzando, sentate per. Già sì. Perché devi trovare che pozzettino. Ma volete sapere una cosa? Certo, quando finite questo uomo parleremo. Ma io perfetto. Ma non tenete che fai sto seminario? Quando era piccolino, ci fece un carichetto alla civile. Aspetta, ho appeso. Mangia, non mi far fuori. Sento che ero un bel combinato. Vero diavolo. E ora vuoi? Cacchiamo un vicinetto. Mette dentro le altre. Così la signora di lato. Io sono una volta, ma andate. Facciamo la frase, va. Stasera focaccia per tutti. Avanti. Permesso? Non credevo, monsignore, di trovarla qui. Hanno voluto che accettassi un boccone. Sono delle brave persone, povere ma generose. Ma si accomodi anche lei, cavaliere? Mangi qualcosa, qua c'è tanta roba. No, grazie, ho già mangiato, sono sazio. Cavaliere, ma perché non noi? Ecco, sono venuto per correggere un errore, anzi per fare un'aggiunta. Mi spieghi meglio. Bisogna correggere l'assegno. Da sé. Ma perché chi è sbagliato? Ecco, se la signora lo può prendere. Veda, monsignore, ho dimenticato di aggiungere alla mia firma il capo. E chi è sto capo? Il capo dei cavalieri, che nella confusione ho dimenticato di aggiungere alla mia firma il titolo nobiliare. Lo prenda! Ma cavaliere, non ci fa niente, l'assegno è valido lo stesso. No! Io ci tengo al cavalieriato e alla mia famiglia, che viene dalla sua maestà il re. Vabbè, cavaliere, ma oggi siamo in piena repubblica. Perciò o con capi o senza capi, l'assegno è Allora la prego, mi dica l'assegno. E da cibo, allivoti senza stucarvi fanno difficoltà. Forse ce l'ha il signore? Prendetelo. Veramente credo che la monsignore. Io? E che c'entro io? Perché dovrei avercelo io? Sì, monsignore, ossia lavi. Non si ricorda che ci dei siopi non dare cillo un temani a sto mio marito? Ah, sì, è vero, che spalato. Sì, eccolo. Ma non c'è bisogno, cavaliere, perché... Cavaliere, ma vedi, porco là! Vedi, cavolo, la morte sta su! Vieni qui!
Vengo di dire. Cavaliere, ma perché si mangiò l'assegno? Era a vuoto. A vuoto. Polidiri! Polidiri! Che non c'erano i soldi! Certo, non essendo coperto. E lei, cavaliere del re, scriva a segnapoto. E allora faccio un atto di beneficenza. Oh signore, voglio confessare. Ma vado a confessare che sono mio marito, no? Lei non è? No, ma voglio dire, io in questo momento non sono nelle mie vesti parenali, cioè ecclesiastiche. Insomma, vedi, non sono in servizio. Io invece sono un cazzato, e non voglio dire, arrabbiato e deluso, molto deluso. Come farà adesso questa povera famiglia? Ci sono anche i debiti, tutto preso a credito. Cavaliere, come si scrive in assegno senza esserci la copertura alla banca? Per questo vi voglio confessare, monsignore, in questi ultimi 2 mesi ho sperperato tutte le disponibilità di denaro liquido e ho tinto la casa del padronato, di cui sono cassiere. Un bello cassiere, sì. E è proprio gioco lei non avevi a tingere, proprio gioco. Perché non solo a tingevo, ma ne tingevo a tutti. E finiscila, non finiscila, è meglio di stavolta ce ne andiamo! Guardate che adesso sto cantando simile a me. E ora il patronato come la fa la beneficenza? Mi risponda con sincerità. Soldi ne sono rimasti. Un milioncino. 500 reali. Niente, nemmeno la vicina. Ho sperperato tutto, tutto. Scommetto che è stato per una donna. Ti sicuro. Vero? C'è una donna in mezzo. Che puttanata, lo voglio dire. Una donna di facili costumi. No. Si tratta di un uomo. Un uomo. Sì, un uomo. Ma se lo passa davanti, perché sto quando ballava, Maria ballava a Butterfly? Ma no, non è come crede lei, monsignore. È stato il gioco. Un uomo, un bar, mi ha truffato al gioco. Invece, io sono un uomo pio e devoto. Sì, come no? Devoto da briscola. A poker. La stessa cosa è, anzi curvetti. È vero, sono devoto al gioco delle carte. Per questo mi sono rovinato. Un fatto è che rovinato sarà Laura a questa povera famiglia. Ma riparerò. La famiglia sarà risarcita. Con quali soldi? Non diceste che non ti ha passionato, soldi non c'è niente. Silenzio! Vuole dire che i soldi si fa prestare? Vera cavalleruzzo? Vera? Bisogna riparare e risarcire. Facendo un altro assegno. No, guarda segno! Soldi in contanti! Signor cassiere, cavaliere, amico del re! Ci vogliono i soldi! 20 milioni, uno sulla laurea! Perché altrimenti ci può uscire anche una bella denuncia. Ci sto pensando. Sono in trattativa di vendere una mia proprietà. Bravo, bravo, venissi, così ripara e restituisce il mal tolto. Per prima cosa, i soldi tutti in contanti a questa disgraziata famiglia. Disgraziata vita vera, oh! Pareva che l'avevo incassati e invece... Cavale, quando è che ripara? Domani mattina questo, no? Vendere ci vorrà circa almeno un mesetto. Ma sempre sventurato. E questa famiglia come farà ad andare avanti per un mese? Può essere che donnetto e Lau ci aspettano di un altro mese e mi fanno ancora evidenza. E nel nostro mente è il capofamiglia che c'è con ciao.
il marito della signora. Cioè? Io? Ah, bravo! Va e che non travaglio, poi. Pazienza, aspettiamo che il mio caro e religioso marito si decida a ciccare su un ciavaglio e un cavaliere al più presto ne rivolta i soldi. Cavaliere, ma per la vendita non c'è una caparra? Si potesse fare dare un anticipo, no? Me lo hanno esaltato! Ah sì! E allora? Mi sono giocato anche quello! Ma puttana! A lei, ma ripetiamo la città! A così se la vuoi ci deve legare! Perdono, signore! Perdono! Sono un vizioso! Un peccatore! Perdono! Cavaliere! Appena lei piglia i soldi della vendita, la prima cosa che va a fare è chiedere di venire a casa. Una volta la sola spalancata! Spalancata! Una disgrazia, scusate! Che è successo una disgrazia? Una cosa terribile! Datemi aiuto! Oh signore, lei è ancora qui! Mi fa tanto piacere rincontrarlo! Le chiedo tutta la sua santa comprensione, il suo autorevole aiuto. Questo è mio figlio, Giulietto. Siediti, Giulietto, siediti. Prego, si accomodarsi, vuole favorire. Senta bene, figliolo, ci troviamo della brava gente. Questa è la famiglia che abbiamo beneficiato e il Monsignore che è un santo uomo. Prelato, prego. Non un santo uomo, un santo prelato. Cioè, voglio dire, sono un uomo mascolo, sì. Sono prelato. Insomma, un monsignore, va. Certo, un alto prelato. Ma mi dispiace di averla disturbata proprio mentre era a tavola. Hanno insistito perché prendessi un boccone, però sono di premura. Ma la vedo sconvolta, baronessa, molto sconvolta. Di chi si tratta? Una cosa terribile, una disgrazia, una tegola che all'improvviso ci è caduta addosso. A me, a mio figlio, proprio una tegola in testa. E vabbè, baronessa, di sti tempi con sto scirocco che ha fatto. La caramellanta testa può capitare. Una tegola per dire, una disgrazia, una fatalità. Ma chi poteva immaginare? Chi ne finì così? Ma così non ne finiva, una mano davanti e una Capisco, buona donna. No, baronessa, la signora allude alla beneficenza, all'opolo, va. Non so se lei ne ha conoscenza, però l'assegno firmato dal cavaliere, va, parlasse lei cavaliere che me. È unico, scomparivo. ora caera. Cavaliere, non mi senti fuori. Polizia, dice che sono... C'è il capo. Oddio, il capo! I servizi segreti sono... Fare servizi segreti. Il capo, il cavaliere. Cavaliere, mi puoi chiedere gioca sotto a te capo? Prima la macerina. Ah, in me, cavaliere! Mi ha fatto spaventare! Scusi cavaliere, perché era cominciato sotto la volta? Lo so io il perché. Il patronato mi ha messo al corrente di tutto. Come è potuto succedere? Lei, un uomo devoto e pio, il cassiere di un patronato benefico di alta rappresentanza, di nobili adepti. Baronessa, sappiamo tutto anche noi. Il cavaliere ha parlato, ci ha informato ed è pentito. Ora, mangioi, dio, che si è pentito? Dissi chi ripara. Sono tornata io a riparare. È doveroso per me, per il patronato, riparare il danno e la beffa subiti da questa povera famiglia. Ecco, signora, questo è un mio assegno.
ed è solvibile, solvibilissimo, in cambio dell'altro, firmato dal cavaliere, che purtroppo non è coperto. Qui non ne avete venuto abbastanza. Alzatevi e statene lontano. Andate fino a Zacariale di là, in cucina. Ma voi non c'è l'auto da dire. Lo so, a lei mi invitare a Zacariale. Volevo solo alzarmi. Signora, questo è meglio che lo conservo io. Sì, monsignore, meglio conservato da voi per me. Eh sì. Ora che avete ricevuto l'assegno buono che vi spetta, potete restituire al cavaliere quello fasullo, il suo. Già fatto. Gustavo Ginevra. E allora il cavaliere può andare. Dato che avete ricevuto l'assegno, nessuno vi denuncerà, almeno per ora. Vada, vada! Io devo parlare con questa brava gente. Oh, signora, ora che siamo da soli posso parlare? Sì, prego, si accomodi, baronessa. Prego, prego. Mio figlio, senza volerlo. E come poteva volerlo? Lui che gli voleva tanto bene. Ha ucciso Michu! Povero Michu! Per noi era come un figlio! Michu! Non ci sei più! Come facciamo senza di tu? Come? Oh, di te! Come? Come? Pormiglio! Immagino che eravate molto affezionati, ma com'è stato? Forse il baronello lo avrà messo sotto con le ruote della macchina. Funziona sempre così, si mettono sotto le macchine posteggiate per riscaldarsi, uno non le vede. Non è stato con la macchina! È stato con il fucile! Io non gli ho sparato! Ci sparo io. Tu cosa fiducia, ci spara sto iatto. Basta amico, questo è un primo. Ma Michu non è un gatto! È il cuoco cinese! Anzi, è il cuoco cinese! Un uomo, un cristiano cinese. Proprio, il cuoco di famiglia! E perché ci sparo io? È partito un colpo inavvertitamente! E ingagliò a sto cinese. Il perfetto! Ma comunque! È stata una fatalità. Diglielo tu, Giulietto. Racconta i fatti. Il monsignore giudicherà. Certo, figliolo mio, confessati pure, dimmi, aprimi il tuo cuore. Mi permette, baronessa, nel frattempo della confessione io mi finisco il mio popone. Io non permetterò, prego. Sprego, volevo dire prego. Faccia pure, monsignore. Allora, figliolo, cosa dice? Come è stato? Questa mattina mi trovavo tranquillo in camera mia. Quando, preso dalla curiosità per mia sventura, ho tirato fuori dalla cassapanca dove era riposto il fucile da caccia del povero papà. Stavo avvicinando. Entra Michu con il piatto delle patatine condite da servire per la mia colazione. Le patatine con il ketchup. Inaspettatamente, non so come, dal fucile caricato a palla parte un colpo. Maledetto fucile! Il ballettone pone il coperchio della cassapanca e va a colpire E muriu. È caduto stecchito con il pettezzino
Monsignore, riconvinca lei. Devono nascondere mio figlio. Oh, baronessa, che stiamo dicendo? Maria, se lo trovano qua, chiamano complice alla famiglia, no? Non è possibile. Monsignore, dica alla moglie e al marito che io sono disposta a pagare. Guarda. Abbastanza. Monsignore, la cifra la stabilirà lei. Ma che stabilisco io, baronessa, un uomo di chiesa. Dato che c'è un pagamento, potessimo io, dame casa. Zitto voi, stiamo parlando proprio di questo, di nasconderlo qui, in questa casa che è la vostra. Veda baronessa, il marito è un uomo di pochi scrupoli, ma io non permetto. La signora invece è una brava donna. Oddio, i soldi ci piacciono magari. Ne ha molto, molto bisogno. Ha sofferto, soffre. In questa casa soffriamo tutti. Ma dov'è la smatica paralitica? La signora morifonda. È morta forse? No, non è morta. E dov'è allora? È successo il miracolo! Forse saranno state le mie preghiere, ma la poverina si è repentinamente ripresa e si è sentita meglio, molto meglio. Si può dire guarita completamente. Le vite del Signore sono infinite. È riuscita ad corazzarsi. Sì, e camminare. Una volta guarita, cammina pure speditamente. Si può dire vedomo. Buona donna, dov'è quel piede lungo di vostra sorella Iole? Non ci podia stare riccia. Signor Noie, ma quale prove? Tu ne hai? Zitto, voi che non sapete le prove del sangue. È andata a fare le analisi. Sono stato io a consigliargliele, sa? In ogni miracolo che accade, noi della Chiesa siamo prudenti. E dunque è necessaria la documentazione sanitaria dell'avvenuta guarigione, cioè analisi, accertamenti, visite mediche, insomma, baronessa, in queste cose siamo scrupolosi. Io, Monsignore, la supplico! Lei deve convincere queste care persone a nascondere mio figlio! Io non baderò a spese. Scusate se mi intrometta ancora, ma per cominciarla in un posto sicuro ci potessi pensare sempre io. Voi vi dovete stare zitto e non vi dovete intromettere, ci stiamo pensando noi. Pure si potesse immanciare da sopra. C'è magari una branda. Che ne dice, Monsignore? Da sopra ti ho detto morto. Lei, Monsignore, conosce il posto? Io no, come faccio a conoscerlo? Siamo entrati l'altro giorno, io non sono di questa famiglia. Immagino che siccome la signora ha detto osa sopra, debba essere il solaio. Mi vieni, baronessa, mi vieni, che ci faccia vedere la stanza. Sì. Andate voi intanto. Facci tu, Giulietto. Vai con la signora e il Monsignore. Sì, andiamo, io ancora non lo conosco questo solaro. Andiamo, andiamo a vedere. Buon uomo, vi ho fatti allontanare perché vi devo chiedere un favore speciale. Di questa sorta. Quando rientrai a casa e ho trovato il povero Miciuri verso a terra, la prima cosa che ho fatto è stata quella di togliere di mezzo il cadavere. E certo, non è bella avere un morto casa a casa. Bisognava nasconderlo, disfarsi del cadavere, e così ho fatto. E che feci? Un squaglione c'ha l'acido. No! Aiutata da mio figlio, lo abbiamo messo dentro a una cassa panica. Si trova nascosto proprio lì. E lo trovano. Al primo posto non è che vanno a battere un incia da cascia. Lo so, per questo io chiedo il vostro aiuto. È necessario che il cadavere venga portato e nascosto anche qui. Magari un motto. Si tratta solo per questa notte. Domattina all'alba verranno a prenderlo per portarlo al cimitero e seppellirlo nella mia cappella di famiglia. Ho tutto predisposto. Sì, ho capito. Ma qui è un po' attaccare a sto motto. E poi si tratta di
testamento di cadavere. In compenso, per voi, ci sono 500.000 lire. Trattandosi di un'opera di carità. E allora, questo è il mio indirizzo. La mia villa non è distante. Voi troverete tutto pronto e dovete fare solamente il trasporto. Direte che dentro la cassapanca ci sono vestiti e libri per mio figlio. Sì, ma i soldi quanto? Giusto. Ecco qua. Tenete 100.000 lire in acconto. La restante somma vi sarà data domattina all'alba, quando verranno a ritirare il cadavere. E va bene, compio il fioretto, vai qui chiamava e faccio il trasporto. Giulietto è rimasto lì sopra. Gli sta bene il posto. Sembra di sì. L'ho convinto a riposarsi un po'. E da sopra è mucciato buono. Sì, difatti è pure più tranquillo. Ma che figlio se ne andò Matteo? Chi? E il marito della signora è andato via. Mio marito Matteo, vi giocherà a casa, con me. È andato un attimo a casa mia a prendere dei vestiti, della biancheria pulita per mio figlio, anche un po' di libri da leggere. Giulietto ne avrà tanto bisogno, anche se rimane qui solo per pochi giorni. Ho sistemato tutto dentro un baule. Vabbè, baronessa, visto che siamo qua da sole tutte e tre, sarebbe bene discutere il compenso di questa famiglia. Ma certamente, monsignore, veda lei quale potrebbe essere il compenso adeguato. Che somma crede di dover dare? Veramente non so, preferirei che fosse lei a stabilirlo. Ma no, io mi rimetto al suo giudizio, monsignore. Vabbè, la baronessa, per me è il primo caso che tratto, ma dica lei. Ma no, preferisco che sia lei. Meglio lei! Lei, insisto! No, lei! Oh, scusate, non decidi. O lei, basta che mi scemo. Buona donna, senza premure! Vediamo prima l'offerta che fa la baronessa e poi trattiamo. Sicuramente verremo ad un accordo. Senz'altro. Non avevate cuddare che c'è anche vitto e alloggio. Certo, lo so, le spese ci sono e la baronessa sarà generosa. Spirante. Monsignore, venga con me. Ho la macchina qui fuori e devo andare dal mio avvocato. Strada facendo possiamo discutere del compenso. Ah, beh, come vuole. Bene, allora, buonanotte signora. Mi raccomando per Giulietto. Che stai tornando? Lei, signore, ritorna qui? Ritornerò per comunicare alla signora la somma che avremo stabilito. Fa sempre piacere dare una bella notizia. E chi sta in mia figlia, Teresa? Oh, tanto piacere, cara. Sei molto carina. Questa ragazza è la sua figliola. Ah, ho piacere di conoscerla, cara. Spero che anche lei si prenderà cura di mio figlio. Giulietto, ne ha tanto bisogno. Ma certamente, baronessa, è una brava ragazza la signorina. Almeno così mi dicono. Educata, all'antica, religiosa. Non mi si preoccupa, baronessa. A suo figlio ci pensiamo noi. Ha visto? Allora è più contenta, possiamo andare? Sì, andiamo. Andiamo. Mi raccomando. Va bene. Ma non aveva finito la commedia? No, è iniziata. Guarda, c'è uno per
e i vestiti del baronetto, e mi raccomando, senza chiavi, perché non è educazione scapoliare nelle cose degli altri. Ma Don Luigi è un monsignore, unni. Pisciuga, baronessa. Benissimo, a così vai, cosa lava e torna. Picchi corni? Non siamo marito e moglie, e se viene a baronessa non mi trova a capo, capace che si preoccupa. Perciò torna. Da così andiamo e ne cuccare. Meglio no? Vale, mi diva dimmi, chi mano a posto? Mi piace sta farsa, ma continuare, voi che dici? Vedi che a me sta farsa non mi sta piacendo più. Esci, che stai studiando la luce. Va bene. Tornerò. Vanigli! Tornasti, Silviata. Che ti succedeva? Giulio non vinni. Non mi dimmi. No. La voglia quanto aspettai, quanto sogno babba. Vuole dire che non c'è amore. Pazienza, mamma. Ma allora perché tutti gli imbroglio una rina? Mi diceva che mi voleva bene, chi mi amava, chi gli maritavano. Gli uomini sono quasi tutti fausi. Fanno solo una cosa. Sarà stare attenti. No, mamma, Giulio era un bravo caruso, Giulicino dall'occhio, sogno disgraziata. Permesso? Teresa, gioia, stavo del cervello. Ah, sogno, signora Lucetta. Ma allora, che stu questo pace? Forse, io Luigi. Senti, non se ne può fare niente. Ma da che puntai? Naso un bellissimo romanzo, molto commovente. Leggetelo tutto. Grazie, signora Lucetta, per il legge. Il titolo è La lunga e inutile attesa. Che diceva tu di questi romanzi di Parla di una figliola che aspetta mattina, menzione e sera. Lei aspetta e lui non arriva, non viene mai. Io non ho forza di continuare a leggerlo e ora stai a metà. Oh, signora Lucetta, meglio si sa fa bene la forza e sul legge tutto. Buonasera. Buonasera. Ah già, si tratta da storia di un uomo bugiardo che fa soffrire assai. Oh, signora Lucetta, ma sei andata a assaggiare Marcio Luigi, non tu, ragazzi, la signora Lucetta non ti va a fare questare giù. Signora, scusi, ma sa di sopra? Giulio, Teresa. che ci fai qui? E tu? Veramente chi stai a me casa? Ma possibile? Tu sei la figlia della signora? Sì, sì. È mia figlia. Ma... Voi altri che conoscete? Mamma, lui è Giulio. Signora, ho conosciuto sua figlia da qualche giorno e me ne sono innamorato. Come? Madonna santa, che sta succedendo? La grazia, la bellezza e tutto di Teresa mi ha fatto innamorare. Io voglio sposarla. Madonna santissima, e come facciamo ora? Teresa, sono contentissimo di vederti. Ma perché si cava? Mi lasciasti aspettare, ma questa mattina ci visti. Perché è successa una cosa terribile. Per questo non sono venuto all'appuntamento. Ma vieni, vieni, che ti racconto, vieni. Che è successo? Che cosa mi innamorare di un barone?
C'è un baronetto. Vabbè, guarda che faccio, io mi cuccavo stanotte. Faccio la sentinella a casa mia. Domani pensa di tu da lui e buonanotte. Va bene, buonanotte. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, un minuto e me ne andrò, e non dici una parola. Senza sparare, Don Luigi, che io sono Matteo. Lo stai vedendo che sei tu? Ora dovevamo di spicchiare ligna. Dove stavo andando? Mi pare che troppo ti vuoi immedesimare nella parte del marito. No, che state dicendo? Io avevo venuto qua perché ci stava a voi? Ma non credia che ero cuccato già banna. E che ci facevi cuccato tu? Perché non mi posso cuccare caro? Chi è proibito? E sentiamo che pulivi di mia? E aveva venuto per vi diceva chi? Ah sì, che buttai alla cascia da baronessa. A proposito, mi dissi che in questa cascia c'è un motto. Oh? Un motto. Allora, o parlava di amici, o uomo cinese. Cagli. Un morte caiccia, in sta cascia. E questa non è una cascia normale, una cascia. Questa è una cascia di morto. È un funerale privato. Fino a questa casa, ufficio dietro un pezzo. Quale compenso? 100.000 lire, mi ne sono su. Domani mattina all'alba, quando su vengono a pigliare, Non si perde 400.000 lire. ah, 400 all'alba. sì. E a tu, a me. A te. A mia? E dove? A mia? Don Luigi, ma usa sport di moto, io uffici. Usa sport? Ma la giacenza? Non è posteggiato sto mondo. Non è l'obitorio. No, tra le casa. Tutti i soldi vanno a mia. Sì, ma Don Luigi, domani mattina all'alba, questo motto ce l'hai a consegnare io. Ricordatevi che sei un monsignore e non un marito. Semmai a consegnare venuta, vi posso fare un bel regalo. Regalo? Dove casa? Al mio regalo! Io che sogno, vorrei chiedere tutto quello che sta succedendo. Va bene, faceva a metà, 200.000 lire mi piglio e 200.000 lire piglia voi. No, Pedro, a metà di tutto. 100.000 lire già la visti, ti toccano 950. Mentre lavo 750 vanno, oh papà, e la consegna già fai tu. Come volete? Te ne puoi andare, guarda, te ne puoi andare, che alla veglia del morto ci pensiamo. No, all'alba ne vedremo. Va bene, vediamo. Un morto in ta casa, che sta ne mancava? Ma vediamo se ne potremo riposare la vecchia. No. Ma
Gente che c'ha e gente che esce. Non ti scantare che io sogno Luigi! Muori di sto fantasma! Non sta vivendo! Mi faceste schiantare! Ehi, sta luce! Oh, stai facendo ancora parte di piano, vero? Ma non dire di sì! Che siamo a Pasqua, che stai facendo la mia brutta! Non è pelato, dico che siamo voi mani, ma un prelato! Un prelato! Vediamo quando vuoi pizzicare in tutta l'estate! Chi è sta fascia? Precisa chi ne utilizzavo di lascio, fissa a Oh! Non c'è un morto! Farà tutto! Cosa velosa! Lascio! Ma che sta dicendo? Matteo si fregò un morto! Un morto cinese! Ma guarda, ti faccio vedere io! Un cinese, io un me! Io un me! Altro pappo! Non si cinesi, mi dai la stai vedendo? Sta cosa fare una cosa di faccia! Mi basta di altro che faccio io! Ma qua non c'è niente che davvero! Ma Luigi! Non scherzavo che cose sei! Mi scemo subito sto morto! Senti qua, io non dovevo fare tutto sto teatro, sto meravigliato! Guarda tu perché ne è morto! Perché io lo sai che faccio casti! Ogni, cavicino, alla casa! Mi stai vedendo, non muoio più! Guarda vedi! Ma cosa stai dicendo? Non hai morto in casa io! Mamma, gli stai dicendo che fu una disgrazia? Giulio non ci fa niente, non ci faranno niente! Sì, fu un incidente. Però tu giusto di Iglo l'avevi innamorare. Ma io in questo momento ci voglio bene più sai! Io volevo dire che noi altri siamo chi che siamo. Mentre Iglo è un baroni, un nobile. E mi vuole bene lo stesso! Scusate, ma perché ci sono due cuscini in tuo letto? Sto cuscino di cosa ria? Teresa, per stanotte si cucca cuttia. E perché? No mamma, io invece stanotte non mi cucco, tanto sonno non hai. Affare fallito! A sapo non mucciato, vedoso! Ma vedi che non faccio niente! Oh, lascio! Chi avevi mucciato? Un morto! Un morto che c'era in strada casa! C'era un morto in questa cascia. Purtroppo sì! A un mi sarà come molti gente! Ma sapo non mucciaste, che rinzia! Ma vedi che ho passato! Ma che mi sai cristiani? Si molti sediare di stare caiccia e nicchio! Che la roba dai! Giulietto, dov'è il mio figlio? Che gioia, che felicità! Misciu, non è morto! Misciu, è qui, è vivo! Sai Olano, Siole, tu salvato, Siole, tu hai visto me, Siole, tu hai visto me, Siole, non ti io Tu sei un cinese? Sì, Siole, io ci vedo. Come hai già sto cinese? Tu hai visto me, tu hai salvato, Vabbè, tu hai salvato me, Siole. Chi? Cosa ricchi, cosa ricchi? Ma vai avanti di minulicchi! Leva di sopra! Strognili! Strognili! Sei una baronessa, muovete di sopra! Leva di sopra! Non sciò, Siole, per favore, Siole, non sciò, Siole. Show, capito? Mi vuole spiegare chi è sta caramba che sorpresa, sta risurrezione? Che vuol dire un morto nel mondo? Misciu, non era morto stecchito come sembrava. Era solamente svenuto per lo spavento. Sì, Siole, io ho molta paura, spavento. E sapete perché? Perché Misciu sviene
signore, io ho visto sangue, ma non sangue, era che le leggiava, non sangue. Lo strano, Misciu si spaventò e inavvertitamente si imbrattò il grembiule con la salsa proprio sul petto. Sì, signore. Credendo di essere stato colpito e scambiando la salsa con il sangue, svenne e cadde a terra. Sì, signore. Povero veramente. Porta a terra, signore. L'hanno ucciso. Tutto qui. Questa notte però Misciu si è svegliato in questa casa ed è tornato da me vivo. Sì, signore, io ho qua svegliato. Qual è il tuo signore? Qui. E dire che io, per amore di mio figlio, Dio mi perdoni, stavo per fare un gravissimo errore. Stavo per seppellirlo vivo. Non lo dica a me, baronessa, che stavo per dargli l'estrema unzione. Visto che lei non è un prete, te l'ho detto questo ragazzino. Stupidizia. Proprio lui. L'ho incontrato per strada a passeggiare e dopo averlo riconosciuto l'ho chiamato e l'ho invitato a venire con me al bar. Carogna, ma stai una pantera da leggere, che cacao? Ma facci vostra, sono tutti qua. Vedi che non ti toppare, non ti preoccupi. E mi ha raccontato che il signor Matteo era il falso marito della signora. Il ragazzino mi ha messo al corrente su tutto. Vero attore, ha interpretato il ruolo di Giuda Iscariota. Ti rivisti? Ora iniziamo qui a sciacquolatura. No, sono una persona seria. Io do l'educazione. Baronessa, io voglio sempre tutto lui che mi disse stupidizia. Il caro Mimmo mi ha detto che voi non siete monsignore, ma siete il vero marito della signora Agata qui presente e padre della vezzosa signorina che ho conosciuto poco fa. Ti dico un po' fu. Non violenza, signore, non violenza, signore. Forse è stato meglio così. Conoscerei la verità per dimenticare tutto. Sì, ma... Anche la beneficenza, la falsa beneficenza. Ora che sono felice per mio figlio, voglio perdonare, stando sola e presente. Monsignore, non fare un capo. Vedi che così sta parlando. No, con Matteo. Tu sei mio marito e tu hai l'assegno. Perciò forza, ridacci i soldi. Va bene. Come si dice? Il signore dà e il signore si ripiglia. Baronessa, questo assegno è suo, gli appartiene. Giulietto, non hai ucciso nessuno. Signorino Parolello, io vivo, signorino Parolello, signorino Parolello, non l'ho ucciso, non morto io, signorino, non l'ho ucciso. Ma di giù è vivo, Sì, mamma! sì, Allora signore. io non sono un assassino! No, signore, tu l'assassino. Ucciso. Ucciso. Prego, signora. Ucciso. Sì, signora. Stammi vicino. Subito, signora. Vieni piccolino. Non sono tanto piccolino, signora. Entra nel mio stassi. Prego, signora, fare strada, signora. Ciancino. Cucinesi e umei. Con un satire, Signorina, pensai! Hai detto? Ma che non sono
Non è bella, mamma? È bellissima. Mio figlio mi aveva detto di avere conosciuto l'angelo. Dunque, sei tu la dolce e bella fanciulla che gli ha trafitto il cuore. Io sono felice della sua scelta e sono contenta della decisione di volerti sposare. Scusi, baronessa, però chi stai? Mia figlia. Lo sto prendendo con gioia. Che combinazione! Sembra proprio di avere recitato una storia con un bellissimo finale. Ed è per questo, ora che la commedia è finita, che io vi chiedo la mano di vostra figlia Teresa per mio figlio Giulio. Oggi sono veramente felice. Venga, signora Agata, anzi, cara Agata, abbracciamoci. Mia figlia non c'entra la commedia che facciamo. Ida non è Narcisi, è una brava carusa. La notte è ormai trascorsa ed è quasi l'alba. Domani per me verrà un altro giorno. Ci magari vediamo. Io domani posso giocare un bello ciao. Intanto non taglia proprio a pigliare la credenza, i banani, la fagaccia che ne sto, ti chiede la rete. Baronessa! Ecco l'assegno e il coperto. Mi perdonate? Sì! Baronessa o baronetto? L'assegno mi pare che ci potesse toccare una famiglia bisognosa, stava a pagare un sacco di spese, stava a maritare una figlia, che stava a settimane in cerchia di basso livello con cose da gruzzolini, stava a fare un sacco di cose. Basta così. L'assegno della pesca sicura è vostro di diritto. Benissimo! Con questi soldi potete comprare tutto! Oh, quale tutto? Un anno in affitto. Vediamo che dice detto. Camicia nera, pappalato, Filippo. Presente. La figlia non guardi il mare. Moretta che si chiama Franchina. Vedrai come in un sogno tanti navigli. E un piccolo revento per te. Qualche tarda. Bella piscina. Ah sì, mangiate papi, quando ci metti nel tutto. Baronessa, buono per lei. Vabbè, ecco. No. Perché per il del lavoro dopo. E inutile che patate perché i banani vengono, non si possono pastare, andate per catare. Ecco, tu vai usare oggi, giusto? E domani vengono banani. Ah così, piglio soldi io e contenti i cristiani. Personaggi e interpreti. Sul viaggio Gino Giorgianni. Vari detti di Panello Spanelli. Lucietta Alessia Mirili. Dominique Spanelli. Espanso Placido Insana. Giulio Pier Giuseppe Vitto. Assunta Giussi Prescoglio.
Rosso. Ione Giussi Reale. Teresa Irene D'Armistra. Agata Giussi Gianni. Luigi, prego, fate voi. Grazie per la scenografia Dea Vincere, Antonio Alfredo, Giuseppe Guido, alle suggetrici Maria Chioro, Rossamba Aguilera, Martina Reale, al service Nicola Manisca. E ancora un grazie di cuore all'ortofrutta San Giorgio, fornitore ufficiale delle banane di Nonno Filippo, e un grazie di cuore anche a Bar Vitto Mespino per la comaccia. Grazie a tutti, grazie veramente di cuore. Grazie e speriamo di rivederci sempre ancora il prossimo anno. Non la faccio finita, non la faccio di